Ma vicino fotografo una garanzia, Vabbè, forse siamo anche in diretta. Signor Ascolto, buonasera, riprendiamo la linea da Rivignano, dove tra qualche istante, 3 minuti circa, così almeno ci è stato detto, inizierà quello che è il clou per quanto riguarda la festa del Friuli 2022. Vedete già le persone che si stanno portando nella zona centrale davanti al Duomo. Vedremo prima l'incendio virtuale, chiaramente, del campanile, e poi l'inizio dei bombardamenti veri e propri per quanto riguarda questa famosa diatriba tra Venezia e l'Austria. Per vedere soltanto il colpo d'occhio, lo vedete da soli. Tantissima la gente che ha approfittato per uscire di casa e venire a degustare anche prodotti tipici che i chioschi hanno proposto. Tanta gente anche fuori dal Friuli ha raggiunto Rivignano questa sera. Ripeto, tra qualche istante inizierà con ecco, dovremmo esserci. Falso allarme, forse teniamo la telecamera puntata sul campanile, tra qualche istante dovremmo cominciare a vedere qualcosa. Ripeto, inizierà l'incendio del campanile e poi a seguire la battaglia virtuale per quella che è stata la storia della battaglia di Rivignano tra Venezia e l'Austria per la conquista di queste terre, che poi diventeranno qualche secolo dopo redente nel bene e nel male. La piazza si sta oscurando, si stanno spegnendo le luci, perché chiaramente ci sarà tutto un corteo, ci sarà anche un parlato per raccontare bene quello che è la storia. Ecco, dovremmo esserci. Chiaramente al tempo di Venezia e al tempo non c'era ancora l'illuminazione pubblica, però chiaramente nel 2022 dobbiamo gioco forza dare preavviso anche ai chioschi presenti in piazza di chiudere l'illuminazione, altrimenti rischiamo anche di perdere quello che è lo spettacolo vero e proprio. Intanto il campanile vediamo già si stanno preparando, inizierà chiaramente la parte dedicata al bombardamento. Questo è il sapore del Friuli, una festa antichissima, millenaria. Ora la parola è passata al sindaco Mario Anzi, che racconta un po' i preamboli, le premesse per quanto riguarda il vero e proprio spettacolo che inizierà tra pochi istanti. Questa enorme piazza così piena di persone di tutte le età, la consapevolezza che ripartendo
dalle nostre tradizioni, possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro. Senta, rispetto alla scorso ci sarà una novità. Non le sveliamo, ma ci sarà. C'è sempre qualche novità. Lo scorso anno abbiamo ricordato un episodio vero capitato a una festa dei santi di 600 anni fa circa, era il 1411, e qui è passato il patriarca del Friuli. Quest'anno ricordiamo un altro episodio capitato 100 anni dopo, nel 1530 circa, quando Lucina Savognan di Avis, che era Giulietta, è venuta alla festa dei santi a ricercare, a ritrovare Luigi da Porto, Romeo, che era passato a miglior vita da poco tempo. Ma si sa, in questa festa capita anche poter ritrovare con lo spirito, col pensiero, anche le persone che non ci sono. C'è una leggenda, e questa stasera viene divulgata, che dice che si possono aprire delle porte che ci conducono il pensiero, lo spirito, come crede, a un colloquio col mondo di chi c'è stato, c'è vissuto e non c'è più. Ma c'è anche una porta che si apre solo qua a Rivignano, che ci porta a un rapporto con le anime di chi deve ancora nascere. E quando queste porte restano aperte contemporaneamente, e allora queste anime possono guardarsi, si sprigiona una forte energia tale da illuminare a giorno il cielo sopra la piazza di Rivignano. Ed è quello che rivedremo stasera, e cioè non solo l'incendio del campanile, ma anche l'incendio del cielo. Ed è una magia che è capitata 500 anni fa, ed è una magia che speriamo si ritrovi anche stasera. C'è una comunità intera che per mesi lavora per organizzare questa festa, che è orgogliosa di questa festa che ci caratterizza, che è una delle più antiche del Friuli, e noi diciamo anche una delle più belle. Chiaramente adesso il sindaco sta cercando di spiegare perché rispetto alle altre parti qui si festeggia il Friuli, magari rispetto alla serata tradizionale che è dedicata Halloween. Invece il sindaco ha spiegato perché da queste parti invece si festeggia la storia e la tradizione del Friuli. Ripetiamo, tra qualche istante dovrebbe iniziare lo spettacolo, speriamo, pirotecnico, prima con l'incendio del campanile, poi la vera e propria battaglia che sarà raccontata durante lo spettacolo per tutta la piazza presente grazie alla filodiffusione. Direi sì, il campanile è sempre stato però in questo senso, proprio questa festa che direi quasi è universale, il campanile non ha la funzione, diciamo, di chiudere il vignanesimo, ma anzi di aprire a tutto il Friuli e oltre.
associazioni di Rivignano che ci stanno regalando questa festa ogni anno. A questo punto ci sono delle luci pubbliche ancora da chiudere, chiudiamole, vi invito se potete a stare in silenzio e se potete ancora a non utilizzare le torce dei telefonini che creano un inquinamento luminoso per quello che sarà lo spettacolo di luce degli stati. Quindi se siamo pronti dare via alla sigla e quindi ancora qualche istante. Chiaramente ci troviamo anche in una posizione un po' particolare, non è riservata alla stampa, comunque una postazione per poter trasmettere, dobbiamo un po' arrangiarci quello che c'è. Dicevamo, tantissima la gente che sta affluendo in piazza per vedere dal vivo proprio questo spettacolo molto particolare. Tra qualche istante inizierà il tutto, siamo in rigorosa diretta, dunque dovete pazientare i tempi non solo televisivi, come si diceva una volta, ma proprio i tempi reali di quello che accadrà. 23:40, 23:50, insomma, un attimo di pazienza, che per chi sta a casa noi puntiamo, come si dice, l'obiettivo sul campanile, perché partirà tutto da qua e poi insomma per una quindicina di minuti potrete assistere a qualcosa di unico e particolare. Sì, sì, siamo qua, allora in attesa. Se c'è qualche stand, qualche associazione la sentiamo all'opera, per favore spieghiamola. Grazie. Ci vuole ancora un po' di pazienza, lo diciamo per chi si fosse messo in ascolto audio e video in questo istante. Tra qualche momento inizierà proprio il clou di questa festa del Friuli 2022, che racconterà un po' quella che fu la battaglia dovrebbe iniziare. La sigla, abbiamo anche la sigla a colori. Mancava solo l'Eurovisione che parta, quindi siamo a posto. Tipica canzone, tipica musica del 1500. Però ogni tanto ai colleghi bisogna sempre spiegarli, vabbè, lasciamo perdere. Stato campanile illuminato, l'importante è dove divertirmi con la casa.
po' lunga sta sigla, ma comunque dovrebbe terminare a momento. Lo spettacolo vuole la sua parte, come si dice. Subitanea e improvvisa morte libera nos domine, si tagli le mani ai rubatori in strada, all'improvvisa e subitanea morte libera nos domine, si cavi i credenti ai mangiatori di fuoco, a subitanea improvvisa morte libera nos domine, si crea batola agli infestati. Ma ora sia applicarsi e chiaramente anche l'incastramento da parte di alcune, mi scuso per il termine, ma potete solo immaginare, sono tutte concentrate in 300 metri quadrati, una situazione veramente incredibile. Abbiamo difficoltà noi a trovare uno spazio per mandarvi le immagini e anche l'audio in diretta, potete solo immaginare. Sì, in effetti siamo anche in una situazione un po' particolare a livello di sicurezza per quanto riguarda la presenza di tante persone che si stanno accalcando. Cerchiamo un po' anche di avere un po' di norma, almeno per quanto riguarda il gruppo storico sta raggiungendo
il centro della piazza. Tra qualche istante, ripetiamo, inizierà l'incendio del campanile, poi a seguire questo bombardamento tra veneziani e austriaci che si sono già appostati chi all'interno delle mura cittadine di Rivignano, chi all'esterno per cercare di conquistare il prima possibile questo lembo di terra importante. Scusiamo con gli amici da casa se non è il massimo per quanto riguarda, ma questa è la situazione, non è stata data una postazione fissa agli operatori dell'informazione, dobbiamo arrangiarci con quello che arriva. Bisogna accontentarvi in un certo senso di quello che vi arriva come immagini live. Comunque ci siamo, inizia lo spettacolo. E a voi rimane Balsani per tutti alla fine. Nox ex perpetua una dormenda. Ecco, ci siamo, Ci siamo. L'orologio sta scandendo i secondi che daranno il via ufficiale a quella che è la famosa battaglia di Rivignano, passata alla storia tra Venezia contro Austria. Le famiglie che erano da una parte e stavano dall'altra. Il campanile comincia a crollare virtualmente. Sono i primi bombardamenti da parte degli austriaci. Venezia si difende, una sorta di 3-5-2. Inizia l'incendio del campanile.
ci scusiamo ogni tanto, lo ripeto, ci scusiamo con gli amici da casa, ma non c'è stata fornita una postazione per poter, ma non solo a chi mi parla, ma anche ad altri colleghi che vicino a me stanno imprecando in maniera friulanamente nostra, e dunque dovete un po' accontentarvi di quello che arriva, visto che anche è gratis. Dunque, ecco, adesso apparirà l'immagine dell'Aquila, del Friuli. Che il campanile è caduto, ma il Friuli risorge, questo è un po' il significato. Ecco, adesso iniziano proprio i veri e propri bombardamenti.
Bene, termina qui questo collegamento live in postazione di Fortuna. Tantissima gente ha potuto ammirare dal vivo quello che è stata la battaglia tra veneziani e austriaci, con l'incendio del campanile, poi botta e risposta. La Fiera dei Santi continua ancora per tutta la notte. Domani, 1° novembre, dal mattino a sera, e poi il 2 novembre con il Festival della Canzone Funebre si chiuderà questa edizione 2022. Dalla postazione ristretta Omar Costantini vi saluta e vi augura la più cordiale buonanotte.